di sfidare il popolo di DJ creando una canzone in poco meno di 1 ora e 30, 1 ora e 40 massimo. Come funziona? Noi gli diamo delle parole, lui in questo momento è all'ascolto, non sa nulla e deve creare delle rime e un testo di senso compiuto sulle parole che gli diciamo. Naturalmente il tema natalizio. Oggi è la canzone di Natale. Oggi è troppo facile per Mazzino, quindi poi gliela complicheremo durante la telefonata. Per adesso lui saprà che il tema è Natalizio, facile. e che le parole saranno Presepe, Babbo Natalinus. E sempre a tema di Natale, tombola ragazzi, tombola, facile facile. Tombola, facile facile. Sì. La tombola ha delle regole ferree da sempre in tutte le famiglie. Regola numero 1: all'uscita del primo numero c'è sempre un coglione che grida Ambo! E questo di solito è lo zio. mi raccomando, tutte parole inerenti al Natale. 347 342 5220 il nostro SMS. Under your dress. È una testa di umiglia mai vista. Jeses la dud. È una testa di umiglia mai vista. Le 715, questa è Radio DJ, il programma è chiamato Roma 3131, in diretta appunto dalla capitale per il trio Medusa. Se qualcuno ci segnala, cioè, ma che fate? Non commentate la Roma, guardate che qui abbiamo solo un tipo soggetto. Prima che non si sia vista perché oggi ieri si è andato a Andrea Sessa, non è che la Roma cioè, è stato il sogno di arrivare agli ottavi di Europa League. La Roma comunque giocherà i 16esimi di Europa League, poi se dovesse essere eliminata anche lì allora o sanno qualcosa che noi non sappiamo. È il palazzo. E allora Calciopoli 3
che parta dalle dichiarazioni neanche di Sesto, ma di Paolo Menegatti, che fa quello che se ne intende di calcio. Secondo me lui era lì in diretta e gli ha detto: ma che cazzo? Tu il calcio proprio Menegatti invece occupa così il tempo, quando è lì mica scrive il GR, è lì con la gazzetta in mano, con la gazzetta. Perché parliamo di questo? Perché ieri abbiamo fatto una puntata dedicata a gente che così impiega il proprio lavoro sul posto, il proprio tempo sul posto di lavoro in un altro modo. Tipo quello di, anche in questo caso da Torino, si chiama Giovanna, anzi Giovannona. Giovannona, Coccia Lunga da Torino. Buongiorno Giovannona. Ciao Trio, io sono Possiamo anche dire che non sei di Torino, tanto non si sente dal tuo accento, no? Poco. Esatto, sono di Napoli. Giovannona da Napoli. Diciamo così. Stiamo facendo questo viaggio con voi ascoltatori, lavoratori che avete attività collaterali sul posto di lavoro. Non li chiamiamo neanche più passatempo. No, sono vere e proprie attività. Guarda, io so che ieri i sindacati hanno messo in dubbio lo sciopero generale del 19. Questa cosa del sciopero, forse ci dobbiamo ritornare sopra. Perché tu, Giovannona, insieme a una tua collega, che cosa avete fatto sul posto di lavoro? Permettetemi solo di fare una breve premessa, nel senso io e la mia collega siamo due persone che lavorano, anzi lavoravano perché non lavorano neanche più lì, io perché mi hanno licenziata, però comunque abbiamo sempre lavorato in un progetto che abbiamo adorate, ma essendo molto vivaci diciamo che abbiamo avuto, come dire, la voglia sempre di ritagliarci qualche ora per fare delle cose così alternative. Un giorno ci hanno invitato ad una festa in maschera e quindi io alla mattina ho ricevuto questo invito, nella pausa pranzo sono andata a comprare la carta festa perché non avevamo il vestito e quindi durante il pomeriggio ci siamo fatti il vestito da nano. Il vestito da nano? Sì, infatti ci siamo fatte le bermuda con tanto di bottiglia, il cappello a punta rosso e anche il copricarpa. Questo in un pomeriggio solo. Ok. Quanto avete prodotto? Cosa? Quanto avete lavorato realmente? Poco. Per fare tutto il pomeriggio. Non ho fare costumi, questo è Che dove andate il lavoro? Ah, sì, vero, eravamo al lavoro. No, va bene. No, le impiegate, però comunque la famiglia è molto brava con il cucito. Abbiamo tagliato. Senti, ma la stellina anche le bomboniere per il tuo matrimonio. Che Ma cos'erano? in verità, guarda, ieri pensandoci, mi sono venuto in mente un sacco di cose. Sì, ho fatto circa 1000 cuoricini di gesso. Di gesso. Al posto di lavoro. Ora facciamo il nastro della tua telefonata e nella premessa sono stata licenziata. Adesso No, non sono stata licenziata, adesso è un'agenzia di viaggi e così almeno impegno tutta la mia creatività con i clienti. Perfetto. Cioè tu già crei gli oggettini che loro comprerebbero durante il viaggio. Bene. Esattamente, invento giochi per i clienti, pupazzi da portare in viaggio per farsi le foto. Mi sembra di capire che sei improprio e quindi a questo punto fatti i tuoi. Grazie Cristina, Esatto. un bacio, auguri. Ciao, a presto. grazie, ciao. I want you to know.
Pronto? Ciao, buongiorno. Bene, bene, grazie. Bene. Sì, ok. Ciao. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Bene, sì, 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 benissimo, grazie, grazie. No, però mi sforzerò. Sì, dovrebbe essere la 10ª, sì. Yes. Sì, infatti, infatti. Ok. Pungito. 13ª, sì. Bene. Sì. Bella. Sì. 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 Ah, tutta una parola, giustamente. Sì, 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 beh. Babba Natale, sì, sì, sì. Sì. Pan pepato. Sì. Sì. Mhm. Sì. Mhm. Sì. Ok. Ok. Benissimo. Mhm. Ah, chi l'ha scritta? Ok. Ok, sì. Beh, sì, beh, sì. Siamo d'accordissimo, grazie. Ci sentiamo a gennaio. Sì.
Esatto. Va bene, a dopo. Ciao ciao. Ciao. Umiglia mai vista! È una testa di umiglia mai vista!
una testa di un minchia mai vista.
una testa di un minchia mai vista! Vista!
È una testa di un minchia mai vista.
È una testa di umiglia mai vista. È una testa di umiglia mai vista. È una testa di umiglia mai vista. Fatto ho fatto pane con ho fatto pane come proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso sono qui a combattere con la glicemia. Fatte con le mie mani dell'albero, sapete avrei voluto pensarvelo, purtroppo sono in radio, usate un po' di fantasia. Radio usate un po' di fantasia, è il più splendente proprio, ho preso sopra il mondo. Ho chiuso il occhio, ho sintonizzato su DJ Yes Esplodor, perché quest'anno il calcione lo facciamo a fine al culo. Yes Esplodor, ci avranno fregato tutto quanto, ma ci resteremo sempre il Christmas mood. Yes Esplodor.
più splendenti addobbi ho preso sopra. E sopra il mio sopra il vestito ci ho messo una semmogliaggi, stracco il movimento a mare, la bilancia in oscuri, mi prego in fascia in posta di Gesù. Jesus Gado, e come dal commercialista militare prima o poi ti fanno il culto. Jesus Gado, quando si stava peggio, si stava meglio, c'era anche Pippo Baudo. Ho fatto come fa Pezzali, che metto accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ. Ma lui accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ, invece io sono qui a far ste cagate con il trio. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone e ve le sparo tutte. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia trio. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo tutte. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo tutte. Non voglio presente un dopo 13ª regali, musicati, quanto torte di un bravo, babbo Natale, un scoppicino, da poter coglione, poi la fine tante di colere, magico le mie, poi che sono. Uno scoppicino, da poter coglione, poi la fine tante di brulere. La poter coglione, poi la fine tante di brulere, magico le mie, manca solamente la coppia la babbo Natale, sexy. Magico lenticchie, manca solamente la cocaina, la babbo Natale sexy. Lo so, è una mezza truffa aver fatto questa lista e che Maxino è una testa di umiglia. Solamente la cocaina, la babbo Natale sexy. Se di brulere, magico lenticchie, manca solamente la cocaina, la babbo Natale sexy. Lo so, una mezza truffa aver fatto questa lista e che Maxino è una testa di umiglia. Yes, e siamo tutti persi nell'oblio e siamo around the Christmas tree. Yes, ma Giorgio Gabriele e Furio sono splendenti come stelle in questo cielo, perché io sono Benio Fede, la sua lingua è poi Berlusconi. Sono Benio Fede, la sua lingua è poi Berlusconi, il culo. Yes, yes, no. Yes, yes, no. Ho fatto pane come proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero e adesso sono qui a combattere con la glicemia. Ho fatto con le mie manine l'albero, sapete avrei voluto che mostrarvelo, purtroppo sono in radio, usate un po' di fantasia. E i più splendenti addobbi ho preso sopra i muri miei, usate un po' di fantasia. E i più splendenti addobbi ho preso sopra i muri miei, ho chiuso gli occhi, muri miei, ho chiuso gli occhi ed ho sintonizzato su DJ. Yes, perché quest'anno con la crisi il gran cenone lo facciamo a finger food. Yes,
Ci avranno fregato tutto quanto, ma ci resterà pur sempre il Christmas mood. Yes, la do! E sopra il mio presepe ho appena messo un bel stellino, ci ho messo pure Ulisse poi laggiù. Stracco il stellino, ci ho messo pure Ulisse. Ci ho messo pure Ulisse poi laggiù. Messo un bel stellino, ci ho messo pure Ulisse. Un bel stellino, ci ho messo pure Ulisse poi laggiù. Stracolmo di troiani con la lancia e lo scudino, il prete in fascia al posto di Gesù. Yes, la do! Yes, la do! E come dai? Yes, la do! Yes, la do! E come dai commercialista qui in Italia, prima o poi ti fanno il culo. Yes, la do! Yes, la do! Quando si stava peggio un po' si stava meglio e c'era anche Pippo Baudet. Pippo Baudet. Ho fatto come fa Pezzali e metto accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni. Accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ invece io. Comunque a fare un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ invece io son qui a far ste cagate con il trio. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo tutte. Tombola, presepe, pungitopo, 13ª, regali riciclati, pompe, pato, tortellini in brodo, babbo natalino, scotechino, lambo del coglione, o la filettate di brulere, magico lenticchi, manca solamente la cotene, la babbo natale, sexy, sì, lo sono a mezza truffa aver fatto questa lista. Magico lenticchi, manca solamente la cotene, la babbo natale, sexy, sì, cotene, la babbo natale, sexy, sì, lo sono. Magico lenticchi, manca solamente la cotene, la babbo natale. Che manca solamente l'acqua nella babbo natale, se ci lo sono messo tu fa aver fatto questa lista. Il problema è che Maxino è una testa di umiltà. Babbo Natale, se ci lo sono a mezza truffa aver fatto questa lista. Il problema è che Maxino è una testa di umiglia. Il problema è che Maxino è una testa di umiglia. Che Maxino è Maxino è Yes, la do! Maxino è Yes, la do! 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 E siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Yes, la do! E siamo tutti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Yes, la do! Ma Giorgio Gallini è furioso, splendente come stelle in questo cielo, perché io sono dentro fede la sua lingua e poi di Berlusconi il culo. Yes, la do! Yes, la do! Yes, la tutto. Yes, la do! Yes, la tutto. Yes, la do! Ho fatto DJ, yes, la do! Onizzato su DJ, yes, la do! Yes, la do! Onizzato su DJ, yes, la do! Yes, la do! Onizzato su DJ, yes, la do! Yes, la do! Onizzato su DJ, yes, la do! Yes, la do! Onizzato su DJ, yes, la do! DJ, yes, la do! Yes, la do! DJ, yes, la do! Yes, la do!
Dato su DJ, yes, escado. Yes, escado. Dato su DJ, yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Perché quest'anno con la crisi dato su DJ, yes, escado. Yes, escado. Perché quest'anno con la crisi il gran cenone lo facciamo a finger food. Yes, escado. Yes, escado. Ci avranno fregato tutto quanto, ma ci resterà pur sempre il Christmas mood. Yes, escado. E insomma il mio presepe appena messo un bel stellino, ci ho messo pure Ulisse e poi la yes, escado. Yes, escado. Escado. Yes, escado. E come dal commercialista qui in Italia prima o poi ti fanno il CUD. Yes, escado. Yes, escado. Quando si stava peggio un po' si stava meglio e c'era anche Pippo Baudet. Mai vista? Yes, escado. La testa di un minchia mai vista? Yes, escado. Yes, escado. Mai vista? Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Yes, escado. Yes, escado. Ma Giorgio, Gabriele e Furio sono splendenti come stelle in questo cielo. Mercurio sono splendenti come stelle in questo cielo. Perché io sono splendenti come stelle in questo cielo. Stelle in questo cielo. Perché io sono di Emilio Fede, la sua lingua e voi di Berlusconi il culo. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Il culo. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Il culo. Yes, escado. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Il culo. Yes, escado. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Il culo. Yes, escado. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Il culo. Yes, escado. Lingua e voi di Berlusconi il culo. Berlusconi il culo, il culo, Berlusconi il culo, il culo, Berlusconi il culo, il culo, yes, escado. Berlusconi il culo, yes, escado. Berlusconi il culo, yes, escado. Berlusconi il culo, yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado. Yes, escado.
Ho fatto un panettone proprio morbido. Una testa di umiglio mai vista. Che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Ma Giorgio, Gabriele e Furio sono splendenti come stelle in questo cielo. Perché io sono di Emilio Fede, la sua lingua, e voi di Berlusconi il culo. Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso so... Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e... Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra... Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso... Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso sono qui a combattere. Ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso... Zucchero finissimo e adesso sono qui a combattere con la glicemia. Ho fatto con le mie manine l'albero, sapete avrei voluto che mostrarvelo, purtroppo sono in radio, usate un po' di fantasia. E i più splendenti addobbi ho appeso sopra i muri miei. Ho chiuso gli occhi ed ho sintonizzato su DJ. Perché quest'anno con la crisi il gran cenone lo facciamo a finger food. Ci avranno fregato tutto quanto, ma ci resterà pur sempre il Christmas mood. Ha pur sempre il Christmas mood. E sopra il mio presepe appena messo un bel stellino, e ha pur sempre il Christmas mood. E sopra il mio presepe il Christmas mood. E sopra il mio presepe appena e sopra il mio presepe appena messo un bel stellino, ci ho messo pure Ulisse poi laggiù, stracolmo di troiani con la lancia e lo scudino, il prete in fascia al posto di Gesù. E come dal commercialista qui in Italia prima o poi ti fanno il CUD. E come dal commercialista qui in Italia prima o poi ti fanno il CUD. E come dal commercialista qui in Italia prima o poi ti fanno il CUD. Quando si stava peggio un po'.
Quando si stava peggio un po' si stava meglio e c'era anche Pippo Baudet. Pippo Baudet. Ho fatto come fa Pezzali. Pippo Baudet. Pippo Baudet. Ho fatto come fa Pezzali e metto accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ e invece io son qui a far ste cagate con il trio. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo tutte. Tombola, presepe, bugi, topo, 13ª, regali riciclati, pompe, pato, tortellini in brodo, Babbo Natalino, scotechino, lambo d'arco. La canzone adesso ve le sparo tutte. Tombola, presepe, bugi, topo, 13ª, regali riciclati, pompe, pato, tortellini in brodo, Babbo Natalino, scotechino, lambo d'arcoione, ho la filettata di brulere, magico, lenticchie, manca solamente la cote nella Babbo Natale, sexy, sì lo so, una mezza truffa aver fatto questa lista. Il problema è che Maxino è una testa di umiglia mai vista. Questa lista, il problema è che È Maxino una è testa di umiglia mai vista. che sia. Il problema è che È Maxino una è. testa di umiglia. Ma è che È Maxino una è. testa di umiglia mai vista. Che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Ma Giorgio, Gabriele e Furio sono splendenti come stelle in questo cielo. Perché io son d'Emilio Fede, la sua lingua, e voi di Berlusconi il culo. Ho fatto un pan. Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso sono qui a combattere con la glicemia. Ho fatto con le mie manine l'albero, sapete avrei voluto che mostrarvelo, purtroppo sono in radio, usate un po' di fantasia e i più splendenti addobbi ho appeso sopra i muri. Fede la sua lingua e voi di Berlusconi il culo. Bello così il Natale, no? 150! Con HP e Windows lavora meglio, divertiti di più. Per info regolamento vai sul sito hp.com/it/valutazione. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata, small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa.
Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso sono qui a combattere con la glicemia. Ho fatto con le mie manine l'albero, sempre avrei voluto che mostrarvelo, purtroppo sono in radio, usate un po' di fantasia. E i più splendenti addobbi ho appeso sopra i muri miei. Ho chiuso gli occhi ed ho sintonizzato su DJ. Yes, yes, la do! Yes, yes, la do! Perché quest'anno con la crisi il gran cenone lo facciamo a finger food. Yes, yes, la do! Yes, yes, la do! Ci avrà fregato tutto quanto, ma ci resterà pur sempre il Christmas mood. Yes, yes, la do! E sopra il mio presepe appena messo un bel stellino, ci ho messo pure Ulisse e poi laggiù, stracolmo di troiani con la lancia e lo scudino, il prete in fascia al posto di Gesù. Yes, yes, la do! Yes, yes, la do! E come dal commercialista qui in Italia prima o poi ti fanno il CUD. Yes, yes, la do! Yes, yes, la do! Quando si stava peggio un po' si stava meglio e c'era anche Pippo Baudet. Pippo Baudet. Ho fatto come fa Pezzali e metto accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ e invece io son qui a far ste cagate con il trio. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo tutte. Tombola, presepe, bugi, topo, 13ª, regali riciclati, pompe, pato, tortellini in brodo, babbo natalino, scortechino, lambo del coglione, o la filettate di brulere, magic con lenticchie, manca solamente la cotina, la babbo natale, sexy, sì, lo sono a mezza truffa aver fatto questa lista. Il problema è che Maximo È una testa di un minchia mai vista! Yes, yes, la do! Yes, yes, la do! Che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Yes, yes, la do! Yes, yes, la do! Ma Giorgio, Gabriele e Furio sono splendenti come stelle in questo cielo, perché io sono di Emilio Fede, la sua lingua, e voi di Berlusconi il culo, il culo. Yes, yes, la do! Yes, yes, la tutte. Yes, yes, la do! Yes, yes, la do. Yes, yes, la tutte. Yes, yes, la do!
per cercare di risollevare le sorti di una giornata che era cominciata alla grande e che Enrico ha rovinato, distrutto. E diciamo solamente che sono stati negli ultimi 10 minuti ci sono stati 30 centimetri di neve sui Monti Massimi, grazie alla battuta veramente gelida di Enrico. Ma non è stata la qualità della battuta, è la qualità della resa. Lo paragono ormai a Giacobazzi per la bravura. Sì, il nuovo Giacobazzi. Attento Giuseppe. Ma lui, no, Giuseppe ha detto faccio un passo indietro. Ha tanta bravura. È riuscito a incagliarsi sulla battuta dei venti. È un po' il Grinch, quello che rovina il Natale. Sai l'atmosfera del Natale che arriva Enrico è il Grinch. Come non è vero? Il Lenny Bruce di Gary Carisi, che so, di Woody Allen. Sì, esatto. Per me ha rovinato un pochino l'atmosfera natalizia che invece impera. Lo senti. Esatto. Vi ci sto portando, ragazzi. Vi ci sto portando. È Natale. Non so se ve ne siete accorti. Sì, un po' sì. Guardate attorno, è Natale. Sto aspettando due cose. La prima, l'SMS simpatico che farà il giro di tutti, diciamo, i nostri apparecchi cellulari. Uguale per tutti. Domani potremmo fare un pezzetto di trasmissione dedicata a quello. Segnalatecelo perché ad oggi non si hanno tracce. Non si sa quale sarà quello di quest'anno. Domino nel camino che scende più di ancora non è arrivato. Come sarà? Sarà la notizia all'ospedale? Però è arrivato già il video simpatico di Natale che è anche su DJ.it, cioè la tipa che balla con le tette Jingle Bell. Esatto. E non è l'unico, perché c'è un altro video simpatico ispirato a Jingle Bell che vorrei infatti ascoltare e farvi sentire, perché c'è un supermercato tedesco della catena Edeka, o Edeka, non so come si pronunci, che ha fatto suonare ai suoi dipendenti alle casse Jingle Bell con il dello strumento. Esatto, con un dipendente che fa beatboxing sopra. Quindi sentite com'è meraviglioso. I clienti erano lì a guardarsi lo spettacolo. Bellissima idea. Il video su YouTube. E questo ti ha pagato, perché sono tutti i prodotti che striscia. Uno ha pagato. Poi è sempre lo stesso. Io mi immagino poi l'anziano che mette il separatore e lo toglie. Ho fatto un panettone proprio morbido, ci ho messo sopra zucchero finissimo e adesso sono qui a combattere con la glicemia. Ho fatto con le mie manine l'albero, sapete avrei voluto che mostrarvelo, purtroppo sono in radio, usate un po' di fantasia. E i più splendenti addobbi ho appeso sopra i muri miei. Ho chiuso gli occhi ed ho sintonizzato su DJ. Yes, perché quest'anno con la crisi il gran cenone lo facciamo a finger food. Yes, ci avranno fregato. Poi ci sono gli sboroni, gli sboroni, quelli che fanno Jingle Bell col motore dell'auto. Come si dice in questi casi, fatto da pilota professionista su circuito chiuso. Non lo rifate a casa. Esatto. Poi un altro che fa molto ridere è Jingle Bell. Questo è un classico di YouTube, non lo sapevo, fatto con le risate. Con le risate. Eccoci. Ciao. Ok, va bene. Sì.
Buongiorno, sì, tutto bene, tutto bene. Ma diciamo che stavolta ho fatto una mezza truffa, non so se me la date vinta, ma io ci provo. Ma sentirete, dai. Ciao, grazie. Sono qui, sono qui, sono qui. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Ciao. C'era anche Pippo Baudet. Pippo Baudet. Ho fatto come fa Pezzali e metto accenti un po' sbagliati, ma lui fa le canzoni per DJ, invece io sono qui a fare ste cagate con il trio. Dovevo mettere 15 parole dentro questa mia canzone, adesso ve le sparo tutte. Tombola, preserva, lungi, topo, 13ª, regali riciclati, pompe, fatto, tortellini in brodo, babbo natalino, scottettino, lampo del coglione, ho la pilettate di brulere, emoji con lenticchie, ma che solamente la cotina nella babbo natale, se chi sì lo sono mezzo truffa aver fatto questa lista. Il problema è che Maximo è testa di un minchia mai visto. Yes, che siamo tutti quanti persi nell'oblio e siamo around the Christmas trio. Yes,
Ma Giorgio, Gabriele, Furio sono splendenti come stelle in questo cielo. Perché io sono di Emilio Fede, la sua lingua e voi di Berlusconi il culo. Il culo. Ma sì, A Natale si è più buoni e quindi ti perdoniamo, ma sono tutto umido, però ti sei salvato sul finale facendoci risplendere. Grazie Maxino, un abbraccio.